Tramontata almeno per quest'anno la possibilità di ricevere il premio Nobel per la pace, Donald Trump è stato invitato a Venezia dal Comitato del Gran Premio Internazionale di Venezia per ricevere venerdì 12 dicembre a Palazzo Grandi Stazioni, sede della Regione Veneto, il Leone d'Oro per la pace. L'invito è già partito dal presidente dell'Ordine del Leone d'Oro, Sireno Candelaresi, un riconoscimento per quanto fatto per il cessate al fuoco di Gaza. Il Comitato del Leone d'Oro ha pensato di poter invitare a dicembre a Venezia il Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, a ritirare il Leone d'Oro per la pace. Questo perché in questo momento è l'unico Presidente che si sta dando veramente da fare per far pace tra i popoli in tutto il mondo. Intanto il Gran Premio Internazionale di Venezia si conferma luogo d'incontro per premiare eccellenze imprenditoriali, sportive e culturali dell'arte, della sanità e della cucina. Da tutto il mondo, in particolare dall'Italia, il Veneto e Venezia sono stati ben rappresentati dal Leone d'Oro conferito al sindaco di Verona Damiano Tommasi, mentre la tag con il sigillo del Leone d'Oro è stata consegnata all'imprenditore veneziano Emiliano Biracu per la sua capacità imprenditoriale e impegno per la città. Essere qui dopo, insomma, un elenco di personalità, di imprenditori, di personalità del mondo della medicina e anche dell'accademia è sicuramente un onore, ma è anche un impegno, ma è un premio soprattutto a quanti hanno reso possibile quello che stiamo facendo, sia come amministratori, quello che abbiamo fatto come associazione calciatori, quello che ho fatto in campo. È sempre, come abbiamo ribadito, un gioco di squadra. Non è un traguardo, ma è un inizio per poter lavorare di più con molto impegno e passione per la mia città, per poter coniugare il difficile rapporto che c'è tra l'economia, cultura e comunità.